Vaccaro. Vaccaro c'è. Barbetta. Andreasi. Carmignatto. Corso. Beghin. Boggian. Cacu. Longo. Pasello. Palin. Laquir, non so bene, scusate, Belluco, Ruffin. Ho chiamato tutti i giovanissimi o c'è qualcuno fuori? Tu, il nome tuo? Daniele? No. Marco Tognolo, tieni tesoro, scusami. Mattia Tosetto non ho chiamato, caro, vieni. E Lorenzo Tognolo. Però Lorenzo Tognolo dov'è? Un attimo in bagno. Però di questa cosa, bambini, dovete prendervela con la gloria di quelli che ho dimenticato, perché non vi ha scritto nell'elenco. Allora, chi è l'altro che manca? Leonardo? C'è qualche altro giovanissimo seduto che non è stato chiamato? No. Bene. Allora adesso, finché mettetevi tutti qua uniti qua davanti, io chiamo Edoardo, che è il vostro allenatore. Edoardo, vieni qui. Allora un attimo in silenzio, che poi torno anche agli altri ragazzi, per cui loro sono tanti, un attimo di silenzio. Due parole di ringraziamento a loro. Allora, buonasera a tutti, colgo l'occasione per dire appunto due parole per ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito quest'anno, genitori e accompagnatori, gli atleti prima di tutto che ci hanno dato risultati buoni, speriamo mai l'anno prossimo, però insomma risultati buoni. E colgo l'occasione per salutare i G6 che quest'anno passano di categoria, ci hanno fatto sudare noi matti, comunque un po' di guarda che ti faccio parlare. No, abbiamo buone speranze. Sono bravi ragazzi? No. Però vanno forte, ascoltano, dai, c'hanno l'intraprendenza giusta, quella che ci vuole in bicicletta, bisogna avere il pizzico di pazzia, e loro ce l'hanno in abbondanza, dai. Quindi un applauso per i nostri atleti. Edoardo! Migliore! Grazie. Sì, siamo più allenatori che ragazzi, ma anche quest'anno ce l'abbiamo messa tutta. Voglio ringraziarli, abbiamo fatto una discreta stagione, abbiamo avuto anche qualche bel piazzamento come la gara qui a Bo. Ringrazio anche i genitori che hanno sempre seguito i ragazzi e che ci hanno supportato noi allenatori. E questo è tutto. E 3 di questi ragazzi passeranno al Navy, quindi voglio fargli i miei auguri. Uno invece resterà con noi e lo sfrutteremo bene. E basta, grazie a tutti quanti. E se volete passo il microfono al nuovo allenatore giovane. Dai, mi scazza, tutto tuo. Ciao a tutti e spero siamo una buona annata per vincere e per iniziarsi. L'applauso ci sta a Matteo che abbiamo messo in castagna, naturalmente a Coretto, perché gli abbiamo dato il microfono in mano senza nessuno. Vabbè dai, sentite. Niente, noi diamo un ricordo, ringraziando la vostra esperienza qui, che è stata più o meno breve. Ragazzi, grazie mille, spero vi ricordiate sempre l'esperienza che da voi in maniera positiva e spero di vedervi ancora per le strade con noi a supportare i nostri compagni. Grazie.
bello. Allora, cominciamo a chiamare le ragazze. Toffanin, Menin, Sartori, Botton, che non c'è mi sembra, Carli, Baraldo, Busella, Irina, Penazzato, Dal Pozzo e Belluco Alessia. Anche qui mi hanno dimenticato qualche nome. Ragazzi, se qualcuno è stata esclusa perché sono dimenticati i nomi, alzatevi. Non è colpa mia, ma di chi ha scritto. Non ci siamo dimenticati di nessuno. A questo punto allora adesso io do il microfono a Loris e poi non so, con la Marta, vedranno, si passeranno il microfono a vicenda se devono dire qualcosa. Credo che dovreste mettervi anche un po' unite per il discorso delle foto. Va bene. Sì, parlo io perché la Marta deve essere incaricata e timida. Quindi... Beh, intanto nel gruppo è presente anche una non allieva, la Giulia qui con noi perché sia l'anno scorso che quest'anno ha fatto l'attività su cross e quindi insomma a tutti gli effetti della squadra femminile anche lei è una nostra rappresentante. La Nata delle ragazze quest'anno abbiamo iniziato un nuovo progetto con una nuova struttura tecnica, con allenamenti e allenatori. È stata una buona annata, siamo partiti un po' in sordina, poi nel momento centrale della stagione abbiamo anche ottenuto la vittoria con Alessia, è stata un'annata positiva, diciamo un buon viatico per quella che si spera sia la prossima annata, la nostra annata della consacrazione nella categoria della punto. Allora, faccio una prima parentesi, è che oltre a queste ragazze salutiamo e chiamiamo anche qui le 4, anzi 2 ragazze che già hanno vestito la maglia Squarcilismo Ruolo durante l'attività invernale, la Giorgia Bonetti e la Gloria Pitarello e che loro ufficialmente hanno già gareggiato i nostri colori. A loro si aggiungeranno quest'anno altre 2 rappresentanti, tutte e 4 arrivano dalla Sant'Andrea, che sono la Marta Calore e la Michela Loreggiani. Noi facciamo un applauso anche a loro. Bene, poi salutiamo le ragazze, per loro c'è anche un omaggio, salutiamo le ragazze, le 4 ragazze che vanno lì, che anzi pregherei si fermassero un attimo, le 4 allieve secondo anno che quest'anno chiudono la loro esperienza nella scuola civilismo Bo. Mi lascio un attimo fare foto. dimostrare quello che sei. Poi però ho avuto una conferma che era il prossimo passo, passo con l'Euro Target, che è sempre stato il mio sogno fino a quando ero piccola, e ho capito di aver sbagliato e che avrei dovuto ascoltare Ciano, perché così mi sarei tolta tante soddisfazioni, però ormai non posso tornare indietro e vado avanti più forte di prima e